Va ora in onda Potere al Popolo. Secondo appuntamento con la nostra controinformazione, ancora il buongiorno, Sammy Varin, Radio Libertà, Potere al Popolo, ci colleghiamo col Parlamento. Qui Parlamento. E qui siamo proprio sulla notizia, signori, perché si parla del Green Deal e si parla del mondo che sta cambiando. Da qualche settimana ce ne stiamo accorgendo, in meglio o in peggio. Grazie per essere con noi al deputato della Lega, Alessandro Giglio Vigna. Buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno da Roma, dalla Camera dei Deputati, è sempre un piacere essere con voi su Radio Libertà. Grazie. Io ricordo, sono stato speaker volontario per una decina di anni su queste emittenze. Se lo ricordano. Emittenze, scusate. I nostri ascoltatori ti ricordano sempre caramente, Alessandro Giglio Vigna. È il bello della nostra radio, che è servita anche come palestra per importanti rappresentanti politici. Non sei l'unico, ce ne sono molti, Alessandro Morelli, c'è lo stesso Matteo Salvini, insomma, ha condotto per anni una trasmissione su queste frequenze e insomma vi abbiamo allenato bene, diciamo così, tanto che adesso Alessandro Giglio Vigna è deputato e anche presidente delle politiche UE. E proprio su questo, Alessandro, ci devi far capire un attimo dove stiamo andando, perché come dicevamo questa mattina in rassegna stampa, in questi giorni si è alzato un gran polverone su molti argomenti, tutti quanti, dal primo all'ultimo, dipendenti da un certo Trump, ma qualcosa di buono forse riusciamo a tirar fuori, ad esempio sul Green Deal. Insomma, qui in Europa pare che Ursula abbia dato ragione alla Lega. Giglio Vigna. Un altro stop e un altro rallentamento da parte della Commissione europea su certo Green Deal che fino a pochi mesi fa Bruxelles voleva a tutti i costi, quindi uno slittamento sulla questione delle auto elettriche, uno dopo l'altro i temi turboambientalisti e ecofolli cari alla Commissione europea, cari a chi ha guidato e sta ancora guidando la Commissione europea, stanno cadendo grazie alla Lega, grazie ovviamente all'azione della Lega all'interno del governo italiano, case green, regolamento imballaggi, adesso un ulteriore stop sulle auto elettriche. Ovviamente per noi l'obiettivo è arrivare alla totale cancellazione di quella che è un provvedimento folle, l'idea di far andare tutto il nostro continente solo con l'elettrico è qualcosa che assolutamente grida vendetta, ed è qualcosa su cui la Lega si è sempre messa dall'altra parte. Io lo voglio far capire ai nostri ascoltatori, perché poi la nostra è gente che vede come stanno le cose. Poi noi siamo anche un partito radicato, no? In certi territori, anche in montagna, dove effettivamente qualche cosa sta cambiando, qualche cosa si vede che sta cambiando, e si vede che è cambiata almeno negli ultimi 10-20 anni. Poi che questo cambio sia dovuto a fattori umani, o che sia qualche cosa invece di naturale che c'è sempre stato nella storia, lì si potrebbe aprire una parentesi, e questo come si suol dire è un altro libro. La Lega, il centrodestra in generale, ma noi siamo la Lega, parliamo della Lega. La Lega non è che è contro le politiche per l'ambiente, no? E lo dico, in ascolto di sicuro ci sono tanti amministratori, tanti sindaci, io sono anche consigliere in un piccolo comune, siamo noi amministratori, siamo noi consiglieri comunali e sindaci che nel piccolo abbiamo portato e portiamo tantissime politiche di tipo ambientale per migliorare l'aria che respiriamo
e tutte queste situazioni che conosciamo, no? La Lega è contro una transizione verde ideologica, contro una transizione verde radicale, contro una transizione verde che nel tempo ha rischiato e ancora oggi rischia di massacrare le ossa ai lavoratori e alle imprese italiane e di tutto il continente. Noi dobbiamo tornare a essere un continente di produzione. Si è svegliato persino Mario Draghi, ma guardate che il famoso rapporto Draghi di cui tutti parlano sulla produzione europea e poi una presa di coscienza da parte di Draghi che questo continente deve tornare a essere un continente di produzione e benvenuto Mario Draghi, cioè meno male che si è svegliato anche Mario Draghi, ma la Lega queste cose qua le dice da 10 anni e di sicuro le ha dette durante il periodo più intransigente da parte della Commissione europea su queste politiche turboambientaliste, ecofolli, sull'altare di questa nuova idea laica che è stata Greta Thunberg, che ha cercato, con la quale hanno cercato di cambiare la testa e di modificare i pensieri a una intera generazione di giovani senza fortunatamente convincerli tutti. Anche noi siamo per l'ambiente, ma noi siamo per delle politiche ambientali che tengano conto del fatto che in Italia ci sia gente che lavora, che fa impresa, che produce e quindi le politiche ambientali non devono massacrare la nostra produzione. Noi dobbiamo arrivare prima di tutto a un continente non a emissioni zero, ma prima di tutto noi dobbiamo arrivare a un continente a disoccupazione zero, un continente dove non ci siano più poveri, prima di pensare alle politiche ambientali. Neutralità tecnologica, vi sono moltissime tecnologie da esplorare, il diesel di ultima generazione, il biogas e tutte queste nuove tecnologie. Oggi il diesel di ultima generazione inquina meno dell'elettrico. Noi quello che accusiamo a Ursula e alla Commissione è di essere stati ciechi e di aver reso questa battaglia ideologica e uno dopo l'altro tutti i loro provvedimenti stanno cadendo perché sono semplicemente irrealizzabili, perché anche gli stati più intransigenti si stanno ribellando perché nessuno stato vuole vedere massacrate le proprie fabbriche, la propria produzione o vedere i propri lavoratori scendere sotto la soglia di povertà o magari i propri imprenditori scappare al di fuori dell'Unione Europea, al di fuori dei propri paesi e quindi la Lega deve continuare questa battaglia. Quello che abbiamo incassato, che citavi tu, che hai ben descritto tu, è stato una vittoria a step, cioè il primo step di quella che dovrà essere una vittoria totale, ovvero che non si parli più di conversione all'elettrico in questo continente. La Lega non ci sta e l'Italia non ci sta e noi su tutti i fronti dove stiamo dando battaglia su questo, dalle nostre regioni, come abbiamo visto il caso Piemonte dell'anno scorso, qui in Commissione Politica dell'Unione Europea, la Lega su questi temi assolutamente non molla e continuiamo a battagliare nei confronti della Commissione Europea per portare avanti la nostra idea in Europarlamento attraverso i nostri ministri nei summit europei e sul territorio con i nostri gazebo, le raccolte firme che facciamo, le serate informative che facciamo. Quindi la Lega c'è e la Lega su questo non molla, le ecofollie non passeranno, il castello sta cadendo e questo è grazie alla Lega e grazie a tutti quei partiti a livello europeo che come la Lega hanno detto basta, è impossibile andare in questa direzione, non ci stiamo. Quindi un green, un'ecologia, sì, ma sostenibile. Ringraziamo il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna. Grazie Alessandro, alla prossima. Grazie Sammy, grazie. Qui Parlamento.
Signori, questo è un quadro, è un'opera d'arte, è un qualcosa che fa pensare. Ma dove sei andato, Sammy Varin, a trovare questo artista? Fino a Sant'Antimo, Napoli, sono andato a trovare Sabrina Russo. Ciao! Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Sammy, come stai? Insomma, ne ho fatta di strada, per arrivare fin da te, però ne valsa la pena perché, ragazzi, abbiamo trovato un piccolo gioiello, una canzone un po' in italiano, un po' in lingua, che fa pensare, intitolata A capa e nu tribunale, che è un modo di dire napoletano e noi di Milano Esatto, non lo sappiamo. esatto. Spiegaci tutto, Sabrina, perché sembra, ma una canzone anche che ha un risvolto, lancia un preciso messaggio. Sabrina. Assolutamente, certo. C'è stato un momento nella mia vita in cui mi sono fermata, ho guardato un po' il caos che c'era intorno a me, ma soprattutto dentro di me, mi sono chiesta dove sto andando. Quindi nasce la canzone A capo e nu tribunale, una lotta con le promesse non mantenute, con un futuro incerto, con il peso anche del giudizio, soprattutto quello della propria mente. E quindi c'è stato un desiderio di fermarsi, di riscrivere la propria storia. E qui c'è stata l'idea di unire un po' anche la mia lingua, che è il napoletano, quindi sto prendendo un po' anche le radici del posto in cui sono nata e che mi ha cresciuta, e unirlo ovviamente all'italiano. Io ho un messaggio molto importante da dire a tutti i giovani: il passato non torna, ma il futuro lo scriviamo noi, quindi è inutile tornare su cose che ci hanno fatto del male, ma bisogna sempre puntare ad andare avanti, e soprattutto dobbiamo goderci quello che riusciamo ad ottenere, perché la nostra generazione vive un momento in cui forse bisogna correre tantissimo, ma poi non ci fermiamo mai a capire quello che abbiamo conquistato da soli, e quindi è arrivato il momento forse di apprezzarsi davvero. E questo lo dice una ragazza giovane. Tu parli come se fossi già grande, grande. Lo sei, nel senso che da anni che stai studiando, sei diventata insegnante di musica, direttore d'orchestra, oltre che naturalmente cantante, ma sei giovanissima. Quanti anni hai? Io ho 24 anni e ti ringrazio. 24 anni, signori, ed è bello anche riconoscere che questa generazione, la tua generazione, ha bisogno a volte di consigli, di essere istradata, di fermarsi, di pensare, perché troppe volte si fanno le cose d'impulso, come è d'altronde normale comunque a 20 anni, però ciò che sta avvenendo in questi anni accresce la possibilità di sbagliare. Io naturalmente tiro in ballo internet, tiro in ballo i social, che sono importantissimi, ma che di social hanno poco o niente, e troppo spesso ci si Assolutamente. sente soli. Ti è capitata anche questa cosa? Cioè sei connessa con tutto il mondo, ma ti senti sola? Assolutamente sì, ma io penso sia questa forse la realtà che viviamo noi giovani d'oggi, perché prima mi rendo conto che era molto semplice uscire e conoscere persone, ma conoscerle davvero. Adesso noi conosciamo tante persone, noi abbiamo l'amicizia, il segui, però quante persone conosciamo veramente? Quanto possiamo dire di conoscere bene quella persona? Veramente pochissime, quindi forse i social in un certo senso ci hanno anche un po' danneggiato. Eh sì, e bisogna prendere la parte migliore dei social, così come anche cercare sempre di prendere la parte migliore di ciò che avviene oggigiorno. E tu pensa, Sabrina, io che mi occupo di rassegna stampa, sono in onda da questa mattina alle 7:30 a leggere i titoli dei quotidiani di quest'oggi, non è così facile trovare la parte migliore. Per fortuna c'è la musica indipendente, ci sono gli artisti indipendenti come te che ci danno un filo di speranza, e nel caso di Sabrina Russo, e questa bisogna seguirla, e questa bisogna cercarla anche semplicemente su YouTube, questa canzone A capa e nu tribunale, ma non soltanto, perché io già che c'ero sul tuo canale YouTube ho scoperto una miniera d'oro musicale, perché la Bene. Sabrina Russo, e tu non me l'avevi detto, perché sei umile, ma io ho scoperto che fai anche moltissime cover. E come le fai?
E cosa fai di cover? Perché vai a beccare Etta James, Ella Fitzgerald, cosettine proprio da nulla, facili facili. Sabrina, complimenti. Grazie di cuore. Diciamo che non ti fai mancare niente, soprattutto perché hai bisogno, a proposito, si ritorna sulla solita situazione di comunicare, e questa è la cosa più bella che si può fare alla tua età, ma a qualunque età, utilizzare anche il canto, anche la musica per esprimere sentimenti, per esprimere sensazioni, il proprio umore o come uno sfogo potente in quello che tutti i giorni ci può capitare. Sabrina, ad esempio, che cosa bolle in pentola, nella pentola di Sabrina Russo, e come ti stai muovendo, cosa stai programmando, cosa ti piacerebbe fare? E soprattutto, visto che ci ascolti dal napoletano, ci sono locali che ospitano artisti indipendenti nella tua zona? Hai in mente di muoverti per l'Italia con la bella stagione che è già cominciata? Ho visto lì un sole bellissimo, e anche qui a Milano una volta tanto siamo uguali. Cosa si muove, Sabrina? Allora, ci sono tantissimi progetti, io sto per realizzare un disco che i titoli saranno tutti quanti dei detti napoletani, un po' Oh, come Agapeno Tribunal, ah, e tratteranno varie tematiche. C'è uno, faccio un piccolo spoiler, che parlerà di Napoli dal punto di vista ovviamente delle cose che secondo me sono migliorabili, perché ogni città è meravigliosa, ma ogni città ha anche dei difetti che possono essere ovviamente modificati. E quindi sarà un po' una canzone ironica, però alla fine ecco, Napoli è sempre Napoli, e qui c'è il mio cuore, quindi non posso rinnegare la mia città. E ci sono sicuramente altri progetti, come ad esempio la laurea imminente, e sì, uè, sto pensando anche di muovermi per l'Italia, insomma, sperando di portare questo stile musicale che sta iniziando a nascere, ad emergere, che si allontana da quello che è lo stile neomelodico, e che è comunque uno stile a Napoli molto, molto famoso, ma che comunque abbraccia poco il resto dell'Italia. Quindi unire l'italiano e il napoletano, come faceva anche il grande Pino Daniele, forse è un modo per far riscoprire Napoli non solo ai napoletani, ma a tutta l'Italia, e chissà, magari io sogno in grande a tutto il mondo. di sicuro, perché la lingua napoletana è apprezzata effettivamente anche fuori dall'Italia, e è apprezzata poi a parte anche dai tantissimi italiani all'estero, che gli manca tantissimo il nostro paese. Però penso, Sabrina, che con la tua eleganza e la tua raffinatezza musicale sia un progetto molto interessante, appunto, che si stagli dal neomelodico puro napoletano, ma attinga anche lì dentro, perché c'è del buono anche lì. Poi, come dico sempre, la realtà, la verità sta nel mezzo, bisogna trovare un giusto cocktail per pescare nel mare più pieno di pesciolini, e in questo caso i pesciolini siamo noi ascoltatori che sentono, che sentiamo la tua musica. Sabrina Russo, avete capito, ascoltatori, dove bisogna cercarla e dove ti dobbiamo trovare? Che sui social cosa scriviamo? Allora, per trovarmi su Instagram potete scrivere Sabrina Russo con 2 U, e sono l'unica, quindi subito mi troverete. E invece su Spotify semplicemente Sabrina Russo, quindi troverete le mie canzoni che sono disponibili anche su Amazon Music e tutte le piattaforme, insomma, streaming più importanti. E su YouTube, perché no? Sì, potrete sentire le cover che ho interpretato. Infatti Sammy si è andato un po' insomma a scovare nei miei momenti di divertimento, ecco, quindi sono molto molto contenta che tu l'abbia fatto, e quindi adesso ecco lo sottolineo anch'io, perché non c'è una Sabrina che canta solo in italiano e in napoletano, ma c'è una Sabrina che canta anche internazionale, visto che io sono anche laureata in canto jazz, quindi sì, il mondo del jazz mi appartiene. E questo è quanto, sì. E dici niente.
Anche perché, visto che ti ho sentito, e se non meritavi, non l'avrei sottolineato, queste versioni sono fatte molto bene, sono registrate molto bene, c'è pure il video, e quindi quando c'è un'attenzione dell'artista indipendente verso poi chi andrà ad ascoltare e a vedere il video, assolutamente questo merita rispetto e soprattutto merita un passaggio ulteriore nelle radio che possono ospitarti, per cui te lo posso già dire, Sabrina, le tue versioni di cover insieme a questo pezzo a capo in un tribunale saranno in rotazione nelle prossime settimane qui su Radio Libertà, capito? Grazie di cuore, mi stai facendo un regalo immenso, veramente E grazie. ce lo facciamo noi alle nostre orecchie, il regalo immenso, perché di questi tempi bisogna fare attenzione anche a quello che si ascolta. Sabrina Russo, buona musica e mi raccomando, Grazie. quando passi da Cinisello Balsamo ci vieni a salutare. Siamo a 5 minuti, 10 al massimo se c'è la coda da Cinisello Balsamo. Certo, assolutamente, anche perché sarebbe un onore conoscerti e venire in studio da te, quindi con la promessa che ci incontreremo da vicino. Molto volentieri. Alla prossima. Buona musica. Grazie di cuore. Ciao. Buona musica anche a voi. Ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ma sì, ce l'abbiamo, ancora una manciata di istanti per seguire la Lega, ma soprattutto per ricordarvi il sito legaonline.it, è qui che trovate tutti gli eventi targati Lega sul territorio, soprattutto quelli televisivi, ma per chi ci segue in diretta ce n'è uno bello, sì, sto guardando per venerdì 7 marzo. E questo è bello davvero. E poi ne parliamo anche in radio, ma in questi giorni è uscito il libro di Rossano Sasso. E da uno che faceva 10 anni fa una trasmissione su questa radio che si chiamava Pomeriggio Gender, e che vuoi che non ti parlo del libro di Rossano Sasso? Il gender non esiste. Manuale di sopravvivenza contro la propaganda arcobaleno. Appuntamento per questo venerdì 7 marzo, ore 18:30 ad Aosta. Arriva proprio l'autore, Rossano Sasso, deputato della Lega e autore del libro Il gender non esiste, ma con lui un altro grandissimo, Simone Pillon, già senatore della Lega Salvini Premier e devo dire guerriero di tantissime battaglie grandissime contro il gender. Con loro ci sarà Andrea Manfrin, capogruppo della Lega in Valle d'Aosta, e Simone Perron, collega consigliere regionale. Questo venerdì 7 marzo, ore 18:30 ad Aosta, Ostellerie du Cheval Blanche. Sa assolutamente, non solo perché ci segue dalla Valle d'Aosta, ma anche dal vicinissimo Piemonte. È il primo di tanti appuntamenti da non scordare, con una controinformazione potentissima. Ci fermiamo qui perché tra poco arriva, a proposito di controinformazione, parliamo con Regione Lombardia, ma poi tornerò ancora a ricordarvi gli appuntamenti targati Lega, perché ce ne sono di interessanti nelle prossime ore. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché
Io me la tiro perché poi mi becco i complimenti, ma non sono per me, sono meritati per i nostri artisti. Altra artista indipendente, anche lei ci è venuta a trovare tempo fa, è Patrizia Carlotti, da Calcinaia, Pisa, figlia d'arte con nonno e padre musicista, e non poteva non salire giovanissima sul palco. C'era una volta. Ci sveglieremo da una realtà virtuale, ci troveremo nella vera realtà costituita da un'unica coscienza cosmica. Interessante. Patrizia Carlotti, C'era una volta. La trovate facilmente, semplicemente su YouTube. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno ai cari e carissimi amici di Radio Libertà. Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACEUC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACEUC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACEUC2? ACEUC2 sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa, una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro, oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACEUC2 a 79 euro e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. Va ora in onda Focus Lombardia. Il quotidiano appuntamento col territorio di giovedì ci porta in regione Lombardia. Con noi il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Ambiente, ma anche responsabile del Dipartimento Ambiente della Lega, Riccardo Pase. Buongiorno. Ciao a tutti, grazie Sammy per l'invito. Grazie per essere con noi in questo momento di caos, di confusione, di polverone, come stiamo dicendo questa mattina su tutti i giornali si è alzato un gran polverone provocato naturalmente da Trump, tutto dipende da Trump. Aspettiamo che scenda un po' la polvere per capire che cosa rimane di cose importanti, però intanto si va avanti a lavorare in Regione Lombardia e devo dire un qualcosa che è stato approvato a Roma ma che ha un risalto importante su tutti noi, soprattutto su chi come Regione Lombardia vuole darsi da fare, vuole lavorare per aiutare i propri cittadini. Sto parlando che il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge delega sul nucleare. Cosa significa questo? Che cosa sta accadendo? E anche Regione Lombardia fa sul serio, ne avete proprio parlato l'altra settimana a Palazzo Pirelli. Che cosa si sta muovendo? Riccardo Pase. Allora, intanto grazie per l'opportunità. Tu hai toccato bene il tema è geopolitico
e di autonomia energetica. Questo è l'aspetto importante. Quando le guerre ci hanno visto ci mettono in ginocchio un settore produttivo importantissimo che è l'Italia e che è la Lombardia, motore trainante di questo paese e forse anche dell'Europa, perché abbiamo un costo di energia altissimo. E come possiamo intervenire? Dobbiamo intervenire utilizzando un pragmatismo che ha sempre caratterizzato noi della Lega, e cioè attraverso uno strumento, un'energia sicura, pulita ed economica, che è il nucleare. Io ricordo a tutti che noi eravamo leader a livello europeo, a livello mondiale, avevamo la centrale nucleare più grande d'Europa, la centrale nucleare più grande al mondo come produttività. Le nostre aziende producono centrali componentistiche per le centrali nucleari di tutto il mondo, e soprattutto la cosa più assurda è che noi importiamo energia nucleare dalla Francia e dalla Svizzera, quindi il 18% dell'energia che illumina le nostre luci, che riscalda le nostre case, è energia nucleare. E poi c'è la demagogia che dice che questa energia non la vogliamo sul nostro territorio perché è pericolosa, brutta e cattiva, e la importiamo dagli altri. Finalmente questo governo, che è sempre stato caratterizzato da un approccio pragmatico e non ideologico, dice: ma noi perché dobbiamo in qualche maniera non dobbiamo cogliere questa grande opportunità? Considerate le centinaia di centrali nucleari sparse per il mondo, e le 50, oltre 50, se non sbaglio sono 57, che sono in costruzione in questo momento. Quindi dobbiamo poter dare una garanzia al nostro territorio, alle nostre aziende, alle nostre famiglie, e ringrazio il governo che ha fatto un intervento di diversi miliardi a sostegno del caro bollette, quindi per ridurre le bollette, ma non possiamo continuare a mettere risorse per abbattere dei costi che non dipendono da noi. Noi abbiamo bisogno di energia nucleare. Cos'è questa energia nucleare di cui tanto si parla? Oggi noi abbiamo dell'energia assolutamente sicura, parliamo di centrali nucleari di terza e quarta generazione, parliamo di centrali nucleari piccole, mini, centrali che hanno dimensioni poco più grandi di un box, che sono trasportabili, che sono, possono essere affiancate una all'altra. Sono centrali che hanno una produzione fino a 300 megawatt, quindi magari 3 piccole centrali potrebbero oggi essere utilizzate per illuminare Roma, illuminare Milano. Considerate che le grandi realtà, parlo di Google, parlo di Microsoft, vogliono costruire delle centrali nucleari per i loro server. Considerate l'esigenza di Regione Lombardia, vi do un altro dato, dove noi abbiamo pensato che ci servirà nei prossimi anni circa 7 terawatt in più di energia, e solo le richieste che abbiamo oggi di fare data center superano questa richiesta. Quindi o decidiamo che la Regione Lombardia non possa essere centro pulsante della tecnologia, dell'innovazione, dell'intelligenza artificiale attraverso questi server, dobbiamo dargli corrente concreta e sostenibile. Poi ci sono altre forme di energia che sono belle, pulite, solare, l'eolico, ma non sono energie programmabili. Lo dico a tutti perché spesso questo non si capisce, che se io metto un pannello e faccio un impianto da 1 kilowatt banale, devo avere un'altra fonte da 1 kilowatt, perché quando piove, quando c'è il sole o di notte, io l'energia ce l'ho bisogno. Quindi questo è un approccio che è tipico della Lega. Quindi ben venga il governo che finalmente ha sfatato un mito, cioè che il nucleare sia un'energia non sicura, cosa che non è vero, che sia un'energia non pulita, cosa che non è vero, e che è impattante sul territorio, cosa che non è vero. È un'energia che è sicuramente l'energia del futuro. Oggi stiamo parlando di fissione, quindi l'energia che fino ad oggi ha prodotto energia e l'ha prodotto anche in Italia 60-70 anni fa, fino ad arrivare al nucleare che sarà il futuro, che sarà la fusione, però si parla di progetti che potranno essere operativi forse fra 30, 40, 50 anni. E anche in questo la Regione Lombardia, sia in un senso che nell'altro, è protagonista. E intanto stanno arrivando WhatsApp e se volete abbiamo ancora Riccardo Pase per qualche minuto, scrivete pure al 340 67 09 659, a parte qualcuno che scrive giustamente domanda di un ingenuo, ma non si potrebbero rimettere in funzione le centrali nucleari dismesse negli anni 80? Ho sentito da qualche parte che non sono ancora spente, però insomma cerchiamo di guardare avanti. Però giustamente mi stanno scrivendo anche dell'eolico e sono d'accordo con quello che stai dicendo, ma soprattutto una sensazione che abbiamo sempre avuto, che ci vorrebbe un mix di energia, quindi non soltanto l'eolico,
non soltanto questo, no? Ma qualche cosa che possa creare un giusto mix. Poi certamente ci sono le esagerazioni che però servono, un effetto Trump, devo dire, sta servendo in qualche modo, poi ci sono le valutazioni negative, come ad esempio i dazi, eccetera, però questa cosa dell'eolico effettivamente in moltissimi si sono lamentati, deturpa il paesaggio, mangia tantissimo suolo e nessuno ha parlato degli uccelli che vanno a sbattere contro queste pale eoliche. Lo ha detto scherzando, ma mica poi tanto lo stesso cattivissimo Trump, dicendo che ci sono i coyotes americani che sono ingrassati moltissimo perché non vanno più neanche a caccia, si mettono sotto le pale eoliche ad aspettare che gli uccelli cadano giù perché purtroppo vanno a sbattere contro le pale eoliche. La verità sta nel mezzo. Certamente, ritornando a bomba, il mix di energia è la scelta migliore, un qualche cosa che sia sostenibile, certamente, cerchiamo l'ecologia, cerchiamo il green, ma il nuovo nucleare potrebbe soltanto portare positività e soprattutto, in questo caso, rimediare alle gravissime problematiche che si vanno formando quando, e non possiamo certamente escludere, ci sono delle tensioni internazionali e quindi il prezzo del gas, il prezzo dell'energia elettrica. Ancora una volta, Riccardo, insomma, la Lega in questo senso, che la si ami, che la si odi, ma ci aveva visto giusto fin dai tempi. Assolutamente, hai detto benissimo, la Lega è stata la prima a metterci la faccia. Matteo Salvini non ha mai esitato a dire il nucleare è l'energia fondamentale per il nostro territorio, nel nostro mix energetico. Abbiamo lavorato tantissimo affinché anche l'Europa riconoscesse che il nucleare è sicuramente un'energia di transizione, quindi che non sia un'energia sostenibile, e grazie sempre all'intervento della Lega. E quindi sotto questo profilo la Lega ci ha messo la faccia quando nessuno ci credeva. Oggi molte altre forze politiche dicono sì che è bello il nucleare, noi lo dicevamo quando era impopolare, oggi è più popolare, e comunque siamo contenti che anche gli altri, come sempre, poi si rallineano al percorso della Lega. Ci Quindi lavoriamo, ci lavoriamo e come, ci lavoriamo e come. Senti, mi stanno scrivendo anche chiaramente una criticità che abbiamo perché ci viviamo in pianura padana e si sa, in questo catino ci dobbiamo sopravvivere riguardo il piano aria in Regione Lombardia. Tu ne sei relatore. Vogliamo ricordare di che cosa si tratta e quali sono le criticità sulla qualità dell'aria e soprattutto su che cosa possiamo e dobbiamo lavorare. Abbiamo capito che a Milano va sempre peggio la qualità dell'aria, ma soprattutto va sempre peggio perché è diventata ormai una città per pochi, per pochissimi, ci stanno facendo pagare anche la cattiva aria che respiriamo ed è sempre più impossibile entrare se hai un'auto non recentissima. Ma cosa sta portando avanti Regione Lombardia? Anche perché, ricordiamolo, ci sono delle leggi che vanno rispettate e se non le rispetti poi arrivano le mazzate sempre da quella parte. Si chiama Europa. Riccardo Pase. Guarda, hai fatto un'analisi impeccabile. Allora, io posso dirti che negli anni la Lombardia, ma in generale la qualità dell'aria della pianura padana è molto migliorata. Cioè, quelli che erano gli obiettivi che ci avevano dato prima per il 2030 non li stiamo raggiungendo, in molti casi li abbiamo già raggiunti. Quindi la qualità dell'aria in Lombardia, nella pianura padana, sta migliorando in maniera importante. Cosa hanno fatto? Circa un anno fa l'Europa ha detto: ma sapete cos'è? Gli obiettivi che avevamo dato, perché eravate in infrazione, non bastano più, ve ne diamo dei nuovi. Questi nuovi obiettivi sono degli obiettivi talmente irraggiungibili oggi che noi stiamo facendo delle audizioni. In questo momento io sono uscito dalla commissione dove stiamo proprio affrontando l'aspetto dell'agricoltura e l'impatto dell'agricoltura sull'inquinamento. Sono venuti dei relatori importantissimi, ARPA è l'ente di controllo della Regione Lombardia, che dice: anche se noi oggi applicassimo la migliore tecnologia, fondi illimitati economici, oggi non riusciremo mai a raggiungere l'obiettivo che ci dà l'Unione Europea. Questo è un dato di fatto. Quindi l'approccio è: come puoi darci un obiettivo che non funziona? Ma allora perché? Perché noi lombardi siamo brutti e cattivi. Io ti do due dati che sono importantissimi. Uno è: i lombardi inquinano meno
del qualunque altro cittadino europeo, perché noi siamo bravi, non inquadriamo né in maniera diretta né in maniera indiretta. Adesso non tocco, magari sono tecnicismi che non sto a raccontarti, però questo aspetto, quindi inquiniamo meno. E quindi come possiamo fare per inquinare meno? L'Europa, in parere della Coldiretti, dice ma probabilmente dovremmo ridurre gli abitanti. Ecco, io non vorrei ridurre gli abitanti, è follia. Noi abbiamo un problema grosso, che è l'aria che non circola, per quello che le pale eoliche, diciamocelo, che nella nostra pianura padana hanno poco senso, perché sicuramente non raggiungerebbero ormai gli obiettivi, non circola l'aria, e per cui dobbiamo intervenire, e lo dobbiamo fare con pragmatismo, perché qui la sinistra continua a dare la colpa a qualcheduno, all'agricoltura, vengono e dicono la colpa è dell'agricoltura che impatta. Sicuramente l'agricoltura impatta, ma pensare di non coltivare campi, pensare di chiudere gli allevamenti intensivi vuol dire non avere alimentazione, vuol dire che le nostre persone non si possono più permettere un'alimentazione di qualità e sostenibile. Noi come Lega abbiamo 3 pilastri, quando parliamo di sostenibilità abbiamo 3 pilastri, quello ambientale, quello economico e quello sociale. Questo è l'obiettivo pragmatico che sta portando avanti la Regione Lombardia, e col nostro piano aria vogliamo andare intanto a dire che non c'è un'unica soluzione, ma ci sono diverse soluzioni. Vogliamo un'invarianza tecnologica, non vogliamo la follia green dell'Europa che ci dice il mondo si risolve se tutti abbiamo la macchina elettrica. È una bugia pazzesca. Tra l'altro la macchina elettrica nella sua segmento di vita, da quando viene immaginata a quando viene arrottamata, tutto impatta più di altre macchine. Quindi assolutamente non siamo in questa linea, e questo credo che la Lega sia protagonista in Europa nell'invarianza tecnologica. E lui l'ho ribadito anche prima in commissione, anche rispetto all'agricoltura. Gli agricoltori dicono noi ci mettiamo a disposizione, datevi gli strumenti, abbassiamo gli inquinanti, ci servono maggiori risorse che ci deve dare l'Europa, che ci dà degli obiettivi irraggiungibili ad oggi, e quindi lavoriamo in questa direzione. Quindi diciamo che come Lombardia noi siamo disponibili ad ascoltare le nostre aziende agricole, i nostri produttori, i nostri cittadini, e vogliamo dare delle risposte. Vogliamo che l'Europa smetta di essere quella matrigna, quella situazione inspiegabile, perché a me a volte dico che il governo dell'Europa mi sembra più il governo della Cina, perché sta spostando tutte le produzioni in Cina, sta spostando tutti gli aspetti politici, geopolitici e ambientali verso una Cina che inquina in maniera importantissima. Questo è il dato di fatto. Iniziamo a essere autonomi dal punto di vista energetico, quindi vuol dire inquinare meno, perché naturalmente avremo il 40% della nostra energia in Italia la produciamo da gas, che importiamo. Prima importavamo a basso costo dalla Russia, adesso importiamo ad alto costo dall'America. Questo è, quando avremo le nostre centrali nucleari, quel 40% potrà essere ridotto 30, 20, 10 e magari a zero. Questo è un obiettivo, quindi vuol dire non impattare dal punto di vista della qualità dell'aria. Questo è il mix. Noi smettiamo di seguire la sinistra in quella fantasia dove loro ci dicono che inquiniamo, siamo brutti e cattivi, e poi cosa facciamo? Facciamo cassa, come fa Milano, mettendo degli accessi su Milano che non hanno senso, perché l'aria non si ferma con l'area B, non si ferma con l'area C. L'area B e l'area C servono esclusivamente per fare cassa, utilizzano l'ambiente per prenderci in giro. Ecco, la politica di sinistra così io non la posso accettare, la continuerò a combattere. Prendono in giro l'ambiente. Interessante meditazione di Riccardo Pase, consigliere regionale della Lega, vicepresidente della Commissione Ambiente in Regione Lombardia. Riccardo, sempre un piacere, ci ritroviamo certamente su queste frequenze. Grazie, a vostra disposizione. Grazie a Riccardo Pase, sono le 11.53, ancora una manciata di minuti, poi arriverà Deborah Bellotti, signora delle stelle. Mai è stata attesa così tanto l'astrologa di Radio Libertà. Sì, perché con tutto quello che abbiamo sentito, abbiamo letto in queste settimane, a un certo punto, quando non ne possiamo più, arriva l'astrologa, minimo. Prima però un appuntamento da non scordare targato Lega, questo ve lo ricordo perché riguarda proprio quest'oggi, mercoledì 5 marzo alle 13.30. Sì, il convegno annuale 2025 del Dipartimento Economia della Lega. Roba buona. Oggi mercoledì 5 marzo, aula nuova dei gruppi parlamentari a Roma, via in Campo Marzio 78 a partire dalle 13.30, ma attenzione, tutto sarà trasmesso anche sui canali della Lega. Interesse nazionale e scenari globali, le proposte della Lega. Si parla di economia, ma l'argomento abbraccia tutti i settori. Arriva Riccardo Molinari, Matteo Salvini, Alberto Bagnai, Alberto Gusmeroli,
Massimo Garavaglia, Giorgio Spaziani Testa, ma arriva anche Armando Siri, Massimo Bitonci, Raffaele Rinaldi, arriva Federico Freni, Giulio Centemero, Claudio Borghi Aquilini, Marco Zanni e conclude l'appuntamento Giancarlo Giorgetti. Oggi a partire dalle 13:30 a Roma, via in Campo Marzio 78, aula nuova dei gruppi parlamentari, se siete in zona, ma naturalmente tutto questo sarà trasmesso anche sui canali YouTube di Lega Salvini Premier e lo riprenderemo naturalmente anche noi di Radio Libertà. Sammy Varin per il momento si ferma qui, ma tranquilli, non vado da nessuna parte. Anche voleva andarsene Francesco, no, resta qui, 10 minuti e ci ritroviamo in diretta con la signora delle stelle Deborah Bellotti, l'astrologa di Radio Libertà, perché vogliamo capire che succede.